Siamo al centro ARPAV di Teolo con il signor Antonino Bonan e febbraio inizia con il freddo ed è, da quello che si dice, insomma, è prevista neve. Diciamo che la neve è prevista a quote relativamente basse a partire soprattutto da mercoledì. Quello che però mi preme sottolineare è che questa previsione non è così certa come può capitare in altre situazioni. Mi spiego, le temperature sono sì basse, soprattutto stamattina ce ne siamo accorti, però quando arriveranno poi le nubi si alzeranno un po' le temperature e per quanto riguarda la pianura potranno esserci delle situazioni miste in cui da una parte cade un po' di neve, dall'altra parte ci sarà della pioggia e bisognerà andare a partire da già da partire da quote collinari per essere certi di incontrare la neve. Ma diciamo che in generale l'inizio dell'inverno è stato caldo, come è stato anche tutto l'autunno, è stato anche piovoso, poi quando è arrivato su situazioni grosso modo normali, a noi sembra che sia molto freddo. In realtà siamo su situazioni che non sono così anomale.